cambiate di moda, continuiamo con Piera Gabrielli. Piera Gabrielli si presenta con la sua nuova linea di capi in stile vittoriano. Ogni creazione è un racconto, una lettura dei desideri di un passato ambientata in un'epoca vittoriana. Spiega un contesto fantascientifico dove il tempo è il vero protagonista assoluto. Un tempo che racchiude in sé aspirazioni, fantasie, che attraverso la realtà, proiettandolo in un futuro che tratteggia la vita con storie alternative. Piera Gabrielli, dopo anni di studi teologici nel campo della moda, ha iniziato la sua attività di modellista e stilista per le aziende tessili nel 1981. Nel 1990 progetta e crea collezioni di alta moda, prêt-à-porter, campionari, pronto e grandi brand industrie. La sua esperienza si allarga nella vestibilità di un campo, dallo schizzo alla carta modello, dallo sviluppo alla protezione per arrivare alla confezione. Le sue creazioni vendute oltre in Italia, a Boston, in Inghilterra, in Arabia, in Turchia, in Giappone e in altri paesi europei. Ha concepito l'idea di realizzare le sue creazioni nel 2012. Il marchio porta il suo nome. Resta sempre principale la sua attività di progettazione industriale e realizzazione di capi sartoriali su misura. Signore e signori, qui questa sera a Pedrocchi ci sarà Piera Gabrielli, un grande applauso con le sue creazioni.
12 abiti di Piera Gabrieli, stilista in stile vittoriano rinascimentale e steampunk. Adesso siete sempre Piera Gabrieli con 2 abiti da sposa in stile rinascimentale. Eccoci. Vedo che la Piera, la grandissima discussione sempre anche lei. Grazie a Piera, veramente molto belli, divertiamoci. Adesso, siamo al termine. Allora, prima di finire, direi a Lorraine, che ringrazio per il backstage, di far uscire anche Giulia per piacere, insomma, anche se vengono qui Veronica e Giorgia, venite qui. Mi dice Piera di ricordare che il vestito della cantante è suo. Allora, già che ci siamo, adesso siamo al termine. Una cosa che non si fa nelle finali, ma noi vediamo controcorrente. Claudia Pinzon, Greta Martello, che prima o poi riuscirà a far finale, perché vedete quanto è bella, oltre che brava. Le nostre due valenti cristiane questa sera sono Giorgia Parma, eccola qui, vieni Giorgia, prendi il tuo applauso. Io direi di farci fare anche una sfilatina, che sfilerà con noi prossimamente. Giorgia Parma con Veronica Pepe, eccola qui, vai tranquilla.
Veronica Pelle che mi hanno accolto in tutte e due, poi bisogna lasciare libera Ambra Greggio che aspetta un bambino con Sergio. Dov'è Sergio? Eccola qui. Grazie Ambra. Ops. Attenzione. Nicole Coco ha vinto di tutto e di più nei concorsi di bellezza. Eccola qua. Grazie Nicole. Anna Boscari, che finalmente siamo riusciti a riprendere, è stata con noi diverse volte, poi è impegnata con la scuola, è ritornata, prego. Lumi Maschi, è venuta da lontano per sfidare con noi, eccola qui, l'abbiamo conosciuta anche lei qualche anno fa, mamma di un bambino di 5 anni. Abbiamo invece Maili, eccola qui, che è una ragazza determinata, ci ha voluto sfidare con noi, mi ha cercato, mi ha telefonato, mi ha piaciuto una persona con tanta determinazione, grazie. Poi abbiamo Francesca invece che viene da Bergamo, eccola qua, Bergamo è pure un po', in provincia, ok? Poi abbiamo Sofia Pavà che gioca a pallavolo, si vede, sono minuti appena che c'è un po' di pompo. Jessica da ma molto bene voi. Anche lei ha vinto di tutto di più, che da noi da un po'. Elena Penale è una delle ultime arrivate, ma io sono innamorato di Elena perché è una bravissima modella e fotomodella ed ha imparato fin dalla prima volta che eravamo a Piazzola Sorrenta a novembre a sfilare e ho detto tu sei dei nostri, prego. Fernanda Rini, Fernanda brasiliera, collega, la brasiliana, anche lei tanti anni che sfila, che lei ha vinto di tutto di più nei concorsi di bellezza. Abbiamo Diana Eva che sempre che ciacola con Nicole. Diana Eva Magna che lei presenta concorsi di bellezza. Anche con la mamma di Diana che fa sempre chiacchierate su Facebook, tu non lo sapevi questo, no? No, tanto per salutarti, non vorrei creare. Nicole Manzana è la più anziana, non in età, perché ne ha 19, ma i colleghi si siete da più tempo, però 2 anni e 3, eccola qua, anche qui. E poi devo dirlo con mamma Rita che al telefono ci facciamo delle belle chiacchierate. Vai Rita! Anna Pardi, mamma mia, io l'ho vista per la prima volta sfidare e l'ho scritto anche su Facebook, questa ragazza è nata per sfidare, c'è poco da fare. Vedete, oltre che bella, bravissima, anche lei ha detto di tutto di più. Insomma, queste ragazze le vedete spesso alla Fashion degli eventi, insieme agli eventi Glamour, al finale. Venerdì prossimo saremo anche con altre ragazze a Pordenone al concessionario Sina per una sfilata barra concorso. Intanto io ringrazio tutte voi, ringrazio il pubblico per essere intervenuto, speriamo che siate rimasti contenti e abbiate visto delle belle cose per quanto riguarda la moda. Ancora una volta Carla Piccone, ancora una volta che ha organizzato una sera bellissima, una mission stupenda, quindi è bravissimo, anche con degli inconvenienti però. Inconvenienti perché per venire a Pedrocchi non è facile, insomma, traffico limitato, insomma. Comunque, grazie ancora, Fashion Lady Eventi, alla prossima, grazie.